A giocare col bastone. Un giorno il piccolo Claudio giocava sotto il portone e sulla strada passò un bel vecchio con gli occhiali d'oro che camminava curvo, appoggiandosi a un bastone, e proprio davanti al portone il bastone gli cadde. Claudio fu pronto a raccoglierlo e lo porse al vecchio, che sorrise e disse: «Grazie, ma non mi serve. Posso camminare benissimo senza. Se ti piace, tienilo». E senza aspettare risposta si allontanò e pareva meno curvo di prima. Claudio rimase lì, col bastone fra le mani, e non sapeva che cosa farne. Era un comune bastone di legno, col manico ricurvo e il puntale di ferro, e nient'altro di speciale da notare. Claudio picchiò 2 o 3 volte il puntale per terra, poi, quasi senza pensarci, inforcò il bastone, ed ecco che non era più un bastone, ma un cavallo, un meraviglioso puledro nero, con una stella bianca in fronte, che si slanciò al galoppo intorno al cortile, nitrendo e facendo sprizzare scintille dai ciottoli. Quando Claudio, meravigliato e un po' spaventato, riuscì a rimettere il piede a terra, il bastone era di nuovo un bastone e non aveva zoccoli, ma un semplice puntale arrugginito, né criniera, ma il solito manico ricurvo. «Voglio riprovare», decise Claudio quando ebbe ripreso fiato. Inforcò di nuovo il bastone e stavolta esso non fu un cavallo, ma un solenne cammello a 2 gobbe, e il cortile era un immenso deserto da attraversare, ma Claudio non aveva paura e scrutava in lontananza per veder comparire l'oasi. «È certamente un bastone fatato», si disse Claudio, inforcandolo per la 3ª volta. Adesso era un'automobile da corsa tutta rossa, con il numero scritto in bianco sul cofano, e il cortile una pista rombante, e Claudio arrivava sempre primo al traguardo. Poi il bastone fu un motoscafo e il cortile un lago dalle acque calme e verdi, e poi un'astronave che fendeva lo spazio, lasciandosi dietro una scia di stelle. Ogni volta che Claudio rimetteva il piede a terra, il bastone riprendeva il suo pacifico aspetto, il manico lucido, il vecchio puntale. Il pomeriggio passò veloce tra quei giochi. Verso sera Claudio si riaffacciò per caso sulla strada ed ecco di ritorno il vecchio dagli occhiali d'oro. Claudio lo osservò con curiosità, ma non poté vedere in lui niente di speciale. Era un vecchio signore qualunque, un po' affaticato dalla passeggiata. «Ti piace il bastone?» domandò sorridendo a Claudio. Claudio credette che lo rivolesse indietro e glielo tese, arrossendo, ma il vecchio fece cenno di no. «Tienilo, tienilo», disse. «Che cosa me ne faccio ormai di un bastone? Tu ci puoi volare, io potrei soltanto appoggiarmi. Mi appoggerò al muro e sarà lo stesso». E se ne andò sorridendo, perché non c'è persona più felice al mondo del vecchio che può regalare qualcosa ad un bambino. A toccare il naso del re. Una volta Giovannino Perdigiorno decise di andare a Roma a toccare il naso del re. I suoi amici lo sconsigliavano dicendo: «Guarda che è una cosa pericolosa, se il re si arrabbia ci perdi il tuo naso con tutta la testa». Ma Giovannino era cocciuto. Mentre preparava la valigia, per fare un po' di allenamento andò a trovare il curato, il sindaco e il maresciallo e toccò il naso a tutti e 3 con tanta prudenza e abilità che non se ne accorsero nemmeno. «Ecco che non è difficile», pensò Giovannino. Giunto nella città vicina, si fece indicare la casa del governatore, quella del presidente e quella del giudice, e andò a far visita a quegli illustri personaggi e anche a loro toccò il naso con un dito o 2. I personaggi ci rimanevano un po' male, perché Giovannino pareva una persona ben educata e sapeva parlare di quasi tutti gli argomenti. Il presidente ci si arrabbiò un tantino ed esclamò: «Ma che, mi sta prendendo per il naso?» «Ah, per carità», disse Giovannino, «c'era una mosca». Il presidente si guardò intorno, non vide né mosche né zanzare,
ma intanto Giovannino si inchinò in fretta e se ne andò senza dimenticarsi di chiudere la porta. Giovannino aveva un libretto e ci teneva il conto dei nasi che riusciva a toccare. Tutti nasi importanti. A Roma, però, il conto dei nasi salì tanto rapidamente che Giovannino dovette comprare un quaderno più grosso. Bastava camminare per la strada e da qui a lì si era sicuri di incontrare un paio di eccellenze, qualche sottoministro e una decina di grandi segretari. Non parliamo poi dei presidenti. C'erano più presidenti che mendicanti. Tutti quei nasi di lusso erano abbastanza a portata di mano. I loro proprietari, infatti, scambiavano la tastatina di Giovannino Perdigiorno per un omaggio alla loro autorità e qualcuno si spinse fino a suggerire ai suoi dipendenti di fare altrettanto, dicendo: «D'ora in avanti, invece di farmi l'inchino, potreste tastarmi il naso. È un'usanza più moderna, più raffinata». I dipendenti, in principio, non osavano allungare le mani sui nasi dei loro superiori. Questi però li incoraggiavano con sorrisi larghi così, e allora giù toccatine, strizzatine, tastatelle. I nasi altolocati diventavano lucidi e rossi per la soddisfazione. Giovannino non aveva dimenticato il suo scopo principale, che era di toccare il naso del re, e aspettava soltanto l'occasione buona. Questa si presentò durante un corteo. Giovannino notò che ogni tanto qualcuno dei presenti usciva dalla folla, balzava sui gradini della carrozza reale e consegnava al re una busta, certo una supplica, che il re passava sorridendo al suo primo ministro. Quando la carrozza fu abbastanza vicina, Giovannino saltò sul predellino e mentre il re gli rivolgeva un sorriso invitante, lui disse: «Con permesso?» Allungò il braccio e strofinò la punta del suo dito indice sulla punta del naso di Sua Maestà. Il re si toccò il naso stupefatto, aprì la bocca per dire qualcosa, ma Giovannino, con un salto indietro, si era già messo al sicuro tra la folla. Scoppiò un grande applauso e subito altri cittadini si affrettarono con entusiasmo a imitare l'esempio di Giovannino. Saltavano sulla carrozza, acchiappavano il re per il naso e gli davano una buona scrollatina. «È un nuovo segno di omaggio, Maestà», mormorava sorridendo il primo ministro nelle orecchie del re. Ma il re non aveva più tanta voglia di sorridere. Il naso gli faceva male e cominciava a colare, e lui non aveva nemmeno il tempo di asciugarsi la candela, perché i suoi fedeli sudditi non gli davano tregua e continuavano allegramente a prenderlo per il naso. Giovannino tornò al paese soddisfatto.